State a casa, le disposizioni sono chiare, si può uscire solo per giustificati e improrogabili motivi oppure, se si è compresi nelle categorie indicate dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per andare a lavorare. Chi trasgredisce è un pericolo per se stesso e per gli altri e quindi va denunciato. Per questo le forze dell'ordine stanno portando avanti una raffica di controlli sulle strade e nelle piazze. Tra le disposizioni da rispettare ci sono anche quelle che riguardano gli esercizi pubblici e le attività commerciali. 117 gestori la cui posizione è stata verificata dalla Polizia Locale di Vicenza e per fortuna non sono state riscontrate irregolarità. Intanto anche la Regione Veneto ha dato mandato ai dipartimenti di prevenzione di controllare le aziende produttive, avvalendosi degli SPISAL. In particolare viene verificato il distanziamento tra le persone, la presenza di igienizzanti per le mani e di disinfettanti per le superfici, così come di cartelli informativi, il ricorso al lavoro agile, la gestione degli ingressi e delle uscite dei lavoratori, dei fornitori e dei visitatori e la regolamentazione degli accessi nelle mense, nei bagni e negli spogliatoi. Nell'area dell'Ulsottoberica, nel sesto giorno di controlli, sono state verificate 12 aziende per un totale di 1.586 lavoratori, principalmente nei settori dei prodotti farmaceutici, degli imballaggi e della produzione di vini. Complessivamente dall'inizio dell'attività sono state controllate 1.318 aziende in Veneto per 118.144 lavoratori.